Vincere per uscire da un momento buio. Amici di Sportisili, un saluto da Anthony Massaro in diretta dal campo Aiastrelli di Carini per seguire il match tra Iccarense e Partinico Audace, valido per la 12ª giornata del girone A di promozione siciliana. Oggi si affrontano due squadre che vivono nella parte più bassa della classifica. Da una parte l'Iccarense, che ancora non ha fatto il suo primo punto in stagione, dall'altra il Partinico Audace, che viene da 2 KO consecutivi sui campi del Favazza contro il Piana e al comunale di Bagheria. Ma sicuramente nell'ultima sfida c'è stata una notevole crescita sul piano prestazionale, che ha permesso ai ragazzi di Abbenante di uscire comunque sconfitti, ma con grande fiducia per il match odierno. Poi il mercato ha fatto cambiare diverse cose in questa squadra, diversi giocatori se ne sono andati, altri sono arrivati e molti di questi sono titolari, già li abbiamo visti in settimana, li abbiamo presentati e inoltre li abbiamo già visti all'opera contro il Piana. Parliamo per esempio di Pulizzi, di Panzeri e di Viscuso. Oggi manca Aggio, che non è neanche nella lista dei convocati, invece dall'altra parte c'è comunque un Gabriele Butera in panchina, che può essere sempre una marcia in più per tutti. Adesso si aspetta solo il fischio del direttore di gara e poi sarà partita tra Iccarense e Partinico Audace. È iniziata la sfida con l'Iccarense in possesso di palla, subito un intercetto da parte di Scrozzo, si ritorna da Catanzaro. Fili, porta palla, verticalizza, non benissimo, viene intercettato da De Caro, però è ancora il Partinico Audace a muovere le operazioni. Chiaramente gli ospiti, al netto di un mercato importante che stanno facendo, non possono permettersi di perdere punti in un campo in cui tutti hanno vinto. L'ultimo ad aver battuto questa squadra è stato il Casteltermini al 97esimo, quindi sicuramente l'Iccarense non è una squadra che si arrende facilmente. Vedremo come proverà a pungere la compagine giallo-blu ad un Partinico Audace desideroso di punti, affamatissimo. Scrosso allarga, bene da Panzeri, che con un tocco serve, scardina, va al cross, è buona per Longo, che lascia scorrere la sfera, poi Scrozzo con un colpo di testa, sale tantissimo, Fili commette fallo, calcio di punizione per gli spazi offensivi di questo Partinico Audace questo pomeriggio al comunale Aiastrelli. Tanto il tocco all'indietro di De Caro, poi arriva un lancio verso Serio, Iccarense che prova a gestire un pallone, poi Longo viene intercettato da Cervello, ma il pallone esce, gioca subito il Partinico Audace, non vuole perdere tempo. Scrozzo, Longo, chiaramente il terreno di gioco non aiuta tantissimo, poi movimento a rientrare da parte di Scardina, che è andato a cercare D'Amico, impressione alta il 9, però il direttore di gara sta ignorando il fatto che un giocatore all'Iccarense si stia toccando la testa, oltre al fatto che è a terra. Speriamo che non sia nulla di grave per il giocatore giallo-blu, che adesso viene rialzato da un componente dello staff tecnico dell'Iccarense, da un giocatore, chiaramente suo compagno. Fondamentale per la squadra di Abbenante il rientro di Cusumano,
Oggi con la maglia numero 2. In queste ultime 2 partite è mancato tantissimo per la sua spinta, come è mancato anche a Bagaria Maranzano, e invece ha inciso tantissimo contro il Piana, il 3. Per il calcio che ha in mente Vistara Benante per questa squadra è chiaro che avere un certo tipo di terzini aiuta tantissimo. Per esempio Capitan Celestra, che comunque ha fatto il suo contro il Piana in quel ruolo, per caratteristiche non può dare lo stesso di Cusumano. Intanto Scrozzo sbaglia completamente questa palla e allora Liccarenze si ripropone in avanti, duella e protegge Ruggero, poi allarga dall'altra parte con Serio. La rimessa del Partinico. Gioca subito Cusumano. Poi Scrozzo. Lancio diretto, forse troppo. La aggancia Gallina la palla. Il rinvio del portiere dell'Iccarense. Anticipa bene Viscuso. Adesso deve salire la squadra nero-verde. È un campo in cui si gioca molto sporco oggi. Poi intanto spinto da 2 parti Pulizzi. Lui che l'anno scorso è stato protagonista di una grande stagione con la maglia del Real Suttana in prima categoria, dopo aver fatto già molto bene a Castellana. Tanto gioca subito il Partinico con Longo che addirittura prova a sorprendere dalla lunga distanza il portiere, ma il direttore di gara chiede che il gioco riparta proprio dal calcio di punizione. Alza il braccio Longo, c'è anche Panzeri sul punto di battuta. Longo la scorsa giornata partito dalla panchina, oggi invece torna titolare. Stavolta il pallone viene lasciato a Panzeri, ribatte Liccarense, poi Panzeri con un tocco abbastanza delicato cerca per vie orizzontali Longo, che adesso serve Scrozzo dentro l'area e per poco non raggiunge la palla. Piccoli segnali di crescita per il Partinico Audace, chiaramente affronta un avversario che sulla carta dovrebbe essere alla portata, ma tutte le partite non sono facili, soprattutto quando si giocano in questi campi, che per fortuna sono sempre meno diffusi. Fili, Scrozzo, controlla. Viscuso. Il lancio a cercare D'Amico. Si difende Liccarense, palla in rimessa laterale. Cusumano. Scrozzo. Cusumano. Pulizzi. La palla è uscita. Si fatica in questo momento. Intanto Scrozzo con un colpo di testa, intercettato. Palla uscita, non ci è riuscito a tenerla in campo. Amato, classe 83, sicuramente il giocatore con più esperienza di questa squadra. Calcio d'angolo, o almeno sembra rimessa, vediamo. Chiaramente con queste ringhiere è difficile. Quindi rimessa. Cercare D'Amico sul primo palo. Stavolta sì che si andrà dalla bandierina. Faccio un po' bloccato. Longo e Panzeri al solito al punto di battuta. C'è anche Scrozzo al limite, oltre a Scardina. Il cross arriva in mezzo, deve smanacciare Gallina e poi riparte in contropiede Liccarense. Deve uscire d'anticipo
Cusumano fa buona guardia, è stato rapido il 2. Chiaramente il Partinico Audace presta sempre il fianco a pericolose ripartenze, è successo con il Piana, potrebbe succedere anche oggi. Chiaramente stiamo parlando di due formazioni completamente all'opposto. Quando il Piana ripartiva poteva fare male ogni qualvolta lo faceva, mentre il Carenze comunque è più contenibile, ecco, rispetto al reparto offensivo rossonero, che come sappiamo tutti guida la graduatoria di promozione. Tanto Fili porta palla col solito protagonismo che lo contraddistingue, riceve bene, scardina, elude la pressione dell'avversario e imbuca per Panzeri che arriva primo sul pallone. Ecco Panzeri, può accendersi il 10, tenta un tunnel, guadagna rimessa laterale il Partinico Audace in zona d'attacco, comunque nella metà campo avversaria. Buona uscita dal basso della squadra di Benante, che inizia a prendere confidenza col terreno di gioco. Fili, scrozzo, riceve, poi pensa di andare da Maranzano, poi ancora Fili, sempre scrozzo, quasi ingabbiato. Scrozzo continua a gestire il pallone, alla fine serve bene Panzeri. Purtroppo la sua tecnica a volte lo porta anche a fare giocate più difficili. Il campo non permette questi tocchi, ci vuole più convinzione sulla palla. E allora vediamo adesso questa rimessa laterale in favore dell'Iccarense. Se ne occupa Licata, che va con le mani a cercare Tassone. Poi c'è stato un contatto, chiaramente non falloso, e quindi si riparte la semplice rimessa dal fondo. Tocca il suo primo pallone Catanzaro, poi scrozzò Fili, palla fuori, rimessa in zona d'attacco per l'Iccarense. Stavolta non funziona la costruzione del Partinico. Palla in mezzo, allontanata da Viscuso. Poi occhio perché sta provando a coordinarsi, serio. La palla esce. Maranzano, scrozzo. Maranzano, solito palleggio. Poi Fili, scrozzo. Prova a giocare a tocchi cortissimi il Partinico Audace per uscire poi e trovare la superiorità numerica nella metà campo avversaria. Ma l'Iccarense è pericolosa in queste circostanze. Chiaramente è impossibile aspettarsi un avversario trasparente, a prescindere dalla classifica. Certe squadre vanno comunque battute sul campo, anche se hanno una classifica estremamente deficitaria, come la loro. 0 punti in 11 gare sono il peggio che può esistere, ma ogni partita è quella buona per farne il primo. Tanto prende campo Cusumano, longo a memoria per D'Amico, intercettato il pallone giocato dal numero 8 e quindi guadagna rimessa laterale Cusumano. Viscuso, sempre con grande qualità, poi si becca un calcione da dietro Polizzi. Tanto proteste abbastanza accese da parte di Amato. E quindi calcio di punizione, al solito Longo e Panzeri sul punto di battuta. Sembra chiamare uno schema Longo. Diciamo che si è perso un po' troppo tempo per far battere questa calcio di punizione.
Parte Longo, buono il suo pallone in mezzo, non ci arriva nessuno per fare la zampata vincente, è un'occasione sprecatissima questa. Gallina pronto a battere questa rimessa dal fondo, chiaramente un calcio di punizione perché il direttore di gara ha chiamato fallo. È una grande occasione questa per il Partinico Audace, possiamo definirla anche la prima nitida della partita. Siamo già al 14esimo, il risultato non si è ancora sbloccato. Si è creato solo qualche presupposto e nulla più. Pallone lanciato adesso, ribatte Maranzano, poi lotta Panzeri, guadagna altro fallo. Sì, il Carenza è molto fallosa come squadra. Questo sicuramente ce ne siamo accorti dopo pochi minuti. Diciamo che neanche c'è tutta sta voglia di ridare il pallone correttamente, quindi sicuramente si aggrappano a quello che possono. Viscuso, Catanzaro gestisce palla il Partinico Audace, ancora Catanzaro, addirittura un tentativo con le mani, cose proprio brutte da vedere. Io stenderei dei veri pietosi quando si vedono certe cose, quasi da strada, tentare di prendere il pallone con le mani. Viscuso si viene a prendere il pallone Longo, subito pressato da Serio. Fili, Viscuso, va la giocata verticale per D'Amico, protegge quasi bene il numero 9, ma non benissimo, quindi non a sufficienza. Poi Fili, scrozzo, Panzeri, aggredito, occhio però il rimpallo favorisce Longo che verticalizza bene per Pulizzi, poi fallo da parte di Cusumano che ha provato ad andare sull'anticipo. Tanto proseguono le proteste di Giuseppe Amato. Che continua a protestare. Il lancio lungo però finisce fuori. O forse no, il direttore di gara sta facendo giocare, poi arriva un fischio, semplice rimessa dal fondo. Ci vuole pazienza in queste partite soprattutto. Partinico Audace sicuramente sta facendo la partita, ma non è semplice arrivare nella tre quarti avversaria con fluidità, al netto del terreno di gioco, al netto di un avversario ultra aggressivo. Intanto buona questa palla per Scardina che ci arriva, ma poi viene sbilanciato sulla corsa. Diciamo che ha rischiato anche di farsi molto male perché il muro sicuramente non è liscio. Molto pericolosa questa situazione ai danni di Scardina, che ce l'aveva messa tutta per arrivarci. Poi Fili sempre col tempo giusto, Longo vince il duello a centrocampo, poi prova a verticalizzare col mancino anticipato. Ancora Partinico Audace però, Panzeri, il tocco morbido a cercare D'Amico, controlla il 9 ma se l'ha allargata troppo D'Amico, tocco all'indietro per Scardina, cross in mezzo, è tutto solo Longo, e il mancino, e gol di Longo, sblocca il risultato, torna al gol Daniel Longo, sblocca una pratica complicatissima, quella dell'Aiastrelli, crolla il muro giallo-blu.
Tanto un bello abbraccio, più che abbraccio una battuta di mani con il direttore sportivo. Aggiorniamo quindi il tabellino che adesso dice Iccarense 0, Partinica Audace 1, ed è un gol importantissimo. È il suo secondo gol in campionato. Tanto D'Amico super aggressivo, vuole la palla. Siamo al 19° minuto e il Partinica Audace è ripartito con Panzeri. Giocate fondamentali, quelle del 10 a centrocampo. È arrivato per questo, mister Benante lo conosceva bene, avendolo avuto a Mazzara nell'inizio di questa stagione. Tanto Pulizzi, D'Amico protegge di mestiere e allarga il gioco. Punita la smanacciata di D'Amico, ma il contatto arrivava da dietro. Diciamo che non è stato leggero, sudano. Sono situazioni da campo comunque che il direttore di gara può preferire in un senso o nell'altro. Punizione calciata, ma la palla è fuori, quella di Amato. La palla si era quasi dispersa, sembra quasi che non ce ne siano di palloni in questo impianto sportivo, pazzesco. Scrozzo, Cusumano, Viscuso, c'è spazio, Panzeri la chiama infatti la palla, ma Viscuso preferisce andare per vie orizzontali da Maranzano. Poi Scardina, la trama era giusta, però non è... però è stata interrotta, si è sviluppata al 100%. Intanto già si muove qualcosa in panchina e Carenze. Viscuso alza forse troppo la palla, era andata a lottare Pulizzi, ma i difensori dell'Iccarense stanno sempre molto a uomo. Adesso la palla è finita fuori dall'impianto sportivo. Ah, ecco che appare un'altra palla. Quindi rimessa laterale in favore dell'Iccarense. Pressioni D'Amico quasi efficace, Maranzano entra anche lui duro. Partinica Audace non deve fare l'errore di abbassarsi, si deve provare a consolidare, chiaramente un risultato ancora troppo corto. Ci vuole un'iniezione di fiducia in questa squadra. Il primo a pressare è Longo, poi arriva il lancio e l'Iccarense, ma efficace il lavoro svolto dall'8 in fase di non possesso, perché infatti si riparte da rimessa laterale, subito giocata, si porta in avanti il Partinica Audace con D'Amico, scambia molto bene con Scardina, ma alzata la bandierina, il guardalinee. Situazione un po' al limite, mi viene da dire, però chiaramente il guardalinee era più vicino. Intanto già si gioca. Pallone giocato da Amato. Tanto prova ad andarci da dietro Scardina. Addirittura una gamba a testa bruttissima. Diciamo che questo numero 5 dell'Iccarense, che tra l'altro è il giocatore più esperto, ne sta combinando di tutti i colori. Che poi tra l'altro Giuseppe Amato ha lo stesso cognome dell'allenatore Rosario e anche del presidente, quindi sicuramente c'è una parentela tra dirigenza, guida tecnica e numero 5 dell'Iccarense.
Calcio di punizione in favore del Partinico Audace. E quindi Panzeri sul punto di battuta insieme a Longo. Palla lasciata al 10. Va Secco a cercare D'Amico. Poi Longo, una finta. Va in mezzo, ma il pallone viene fermato e quindi Carenze che libera il pericolo. Partinico Audace che può consolidarsi a metà campo avversaria. Sembra regolare la posizione di D'Amico. Ad un passo al raddoppio il Partinico Audace col suo 9, che ha fatto una grande giocata, ma purtroppo il pallone l'ha preso Callina in 2 tempi e qualcosina in più. Ad un passo quindi dal raddoppio, l'abbiamo già detto. Partinico Audace che più passano i minuti più cresce. Viscuso controlla Pulizzi, bravo ad entrare dentro il campo e dialogare con Panzeri. Bella giocata anche del 10. Pulizzi si accende tutto il repertorio tecnico di questo Partinico Audace. Queste new entry stanno cominciando ad accendersi nel vero senso della parola, saltano l'uomo, creano superiorità e dialogano bene, ma lì Carenze sgomita e lotta e quindi lascia poco spazio. Ma comunque calcio di punizione, come al solito mi viene da dire. Vediamo se come al solito andranno Longo e Panzeri, ma sembra proprio di sì. Ormai sono loro i principali incaricati da mister Abenante. Riempie l'aria la formazione nero-verde. Essendo mancino potrebbe andare Longo. Invece no, palla lasciata a Panzeri, che per poco non pesca l'angolo, ma Gallina ci è arrivato anche questa volta. Doppio intervento nel giro di pochi secondi per il numero 12 dell'Iccarense, che sta salvando per il momento il risultato, o almeno lo sta contenendo, perché comunque il Partinico Audace è in vantaggio. Tanto pronto un corner, al solito Longo e Panzeri, sembra quasi ormai una filastrocca. Palla secca sul primo palo, non ci arriva Filì e quindi deve ristabilirsi il Partinico Audace nel suo solito 4-3-3. Gestione della palla, lì Carenze che diciamo si preoccupa molto di andare lungo. Poi D'Amico può andare a pressare Longo. Bene con l'anticipo Scrozzo, prova a dialogare con Longo ma viene anticipato proprio di un briciolo da Amato. Tanto Fili, Panzeri si infuria mister Abenante per questa giocata del 10. Giocatore cresciuto nel settore giovanile del Cittadella, Panzeri. Fatto anche campionato svizzero a Chiasso, ha grandi qualità, ha fatto già il protagonista in eccellenza col Mazzara in questa prima parte di stagione. Poi mister Abenante l'ha quasi richiamato a sé qui a Partinico e non ha perso tempo ad accettare la proposta insieme ad Aggio, che purtroppo oggi è assente. Tanto gioco fermo, calcio di punizione in favore dell'Iccarense, che torna ad affacciarsi in avanti. Pronto Amato a battere,
Non riempie neanche così tanto l'area lì Carenze, non si vuole sbilanciare. Ci sono più maglie nero-verdi che altro. Sicuramente si andrà a ricercare il secondo palo, adesso lo vedremo. Ma c'è Giuseppe Amato sul punto di battuta. Va col destro, infatti la palla a secondo palo. Niente angolo, si infuria. Tutta la compagine giallo-blu. Il gioco prosegue con il Partinico Audace in possesso di palla. Ed è un po' che Cusumano allarga le braccia, perché in effetti il gioco dopo l'inizio difficile si è sviluppato poco sul suo lato. Intanto D'Amico fa un grande lavoro da boa offensiva. E allora Panzeri va in mezzo. Partinico Audace rimane in attacco con Scardina. Tenta un dribbling. Fallo da dietro di Amato, che probabilmente meriterebbe un cartellino. Ma grande lavoro funzionale di D'Amico, e alla fine il giallo per Amato arriva, che comunque era da un po' che diceva qualcosa nei confronti del direttore di gara. E quindi altri, un altro calcio di punizione da battere. Vediamo chi andrà tra Panzeri e Longo. Non so se siamo già arrivati al 10° calcio di punizione che i due si apprestano a battere. Questo per contare i falli di un'Iccarense molto aggressiva, l'abbiamo già raccontato. Panzeri va col destro a cercare il secondo palo. Palla fuori. Brivido. Per l'Iccarense. Prova a costruire da dietro la squadra di casa, ma si fa difficoltà. Poi in possesso del pallone De Caro finisce per perderlo, e allora c'è questa giocata, questo cross in mezzo, beffato Gallina, che concede calcio d'angolo. E quindi altro corner, salgono le maglie nero-verdi. Solo Cusumano lasciato dietro. Palla in mezzo di Longo, non ci arriva Filì. Panzeri va a cercare quasi il primo palo. Ci ha provato il 10 a sorprendere Gallina sul suo palo, ma la sua conclusione mancina è stata troppo delicata. Tanto Gallina rinvia lungo Filì. Amato allarga il gioco, poi Filì in pressione forte. Scrosso. Scardina. È stato un po' timoroso, ma alla fine lotta. Poi D'Amico, anche lui beffato. Partinico Audace in due situazioni nel giro di pochi secondi poteva prendere il pallone, ma non ci è riuscito. Poi intanto Serio era addirittura andato al tiro, ma il direttore di gara ha concesso calcio di punizione di Carenze non dando vantaggio, quindi qualora fosse stato gol il tiro di Serio chiaramente non sarebbe stato valido. Pronto Amato.
Punizione battuta, ma alta. Palla fuori del 5. Feli, discuso, va diretto a cercare D'Amico, che duella con Sudano, capitano delle Carenze. E adesso gioca palla il Partinica Audace con serenità. Siamo entrati negli ultimi 10 minuti di questa sfida per quanto concerne il primo tempo. Cusumano va diretto da D'Amico, dà sempre una grossa mano nelle gare del gioco il 9, che tra le altre cose non è neanche un 9 puro, anche se dimostra di esserlo partita dopo partita. Lui può fare sia il centrocampista che il difensore. Tento colpo di testa di Scrozzo, letta bene da Scardina, non controlla bene, poi pescato in fuorigioco, ma ho dei dubbi a riguardo. Non sembrava in fuorigioco Scardina. Gallina al rinvio lungo. Cusumano, palla per Longo che si butta nello spazio e poi commette fallo. Calcio di punizione. Punizione battuta. Poi Pulizzi, Scrozzo prova con un fraseggio continuato il Partinica Audace, ma si era buttato nello spazio Panzeri. Se c'era da andare più diretti. Amato torna indietro, Viscuso convinto, poi Scrozzo quasi con la spalla, parte Longo, palla al piede verso la porta, Longo col mancino, si salva Gallina. Che occasione sprecata al Partinica Audace con Longo, bravissima in vostri verso la porta, bastava alzarla un po' di più, ma sarà per la prossima, ne ha già fatto uno di gol il numero 8. Discusso, Fili, Panzeri ha provato a cercare Maranzano che aveva provato con una sovrapposizione. Occhio qui perché sta combinando un casino Amato, e poi mani in faccia clamorose a Maranzano e poi calci da terra pure. Il Carenze è vergognoso. Guardate qua cosa succede. Il Carenze da espellere dal campionato quasi per questa cosa. Una vergogna sportiva di questo tipo non si vede da molto tempo. Infatti volano rossi chiaramente. Però il Partinica Audace è riuscito a gestirla nel migliore dei modi. Tutto è nato dal fatto che a Maranzano gli sono state messe le mani in faccia e poi calci da terra, è stato tutto ripreso, è molto evidente la scena. Mamma mia che vergogna. Aspettiamo che riprenda il gioco.
Il gioco può riprendere dopo questa baraonda targata e carenze. Speriamo che si possa giocare. Non si capisce quanti rossi siano volati tra componenti della panchina e giocatori. Catanzaro, Maranzano, controlla adesso, lancio per Longo, anticipato col tempo giusto da Cina. Tanto il gioco viene fermato di nuovo. Componente della panchina ha provato a rientrare in campo nonostante sia stato espulso. Serio? Lotta e protegge benissimo la sfera Viscuso d'esperienza, ma poi il pallone gli rimane lì. Occhio perché Serio è partito. Fili. Pulizzi si appoggia sull'avversario, quindi gioco fermo. Sudaro, occhio a questa palla. Questo il Partinico Audace sembra un po' sconnesso alla partita. Chiaramente nella ripresa andranno gestiti meglio i nervi, anche se non è facile dopo quello che è successo. Tanto colpo di testa bloccato da Catanzaro. Buon tentativo di Cina. Catanzaro, Fili, portapalla, Maranzano va diretto da Longo che poi anticipa. Forse fischiato fallo ai danni del numero 8 neroverde. Maranzano. Maranzano con le mani. D'Amico. Forse un tocco con le mani del 9, infatti. E calcio di punizione. Favorelli carenze. Salta bene Maranzano. Palla per Scardina. D'Amico protegge. Scrozzo. Forse si era immaginato un compagno lì. Poi Maranzano addirittura su all'indietro. Amato la ripropone. Lotta Fili. Poi Scrozzo arriva prima su Serio. Allarga da Panzeri. Cusumano. Grande trama del Partinico Audace. Pulizzi. Poi se la va a riprendere Pulizzi. Non sembrava fallo. Scrozzo.
Maranzano, Longo, ancora Longo, che lotta, vuole la palla, ma sembra di avere la meglio Tassone, che porta palla, se la allunga il 10 del Carenze, la mette fuori, Fili. Serio. Amato, porta palla, va in mezzo. Panzeri si libera della palla addirittura col tacco, però Scrozzo ci doveva andare con più convinzione, alla fine la controlla così, ma la pressione dell'Iccarenze si fa efficace. Tiro di Ruggero Murato, rischia di trasformarsi in un pasticcio questa situazione. È una partita da chiudere, è D'Amico, lavora bene, D'Amico se l'era mangiato, ma il direttore di gara sta cominciando un po' a fischiare situazioni dubbie, diciamola così. Il Carenze non sembra neanche in un uomo in meno in questo momento per l'equilibrio. Per adesso il Partinico ci sta attaccando. Panzeri sceglie la cosa più difficile. Scardina! C'era di testa D'Amico. Mister Benante chiama Maranzano allo stop sereno. Infatti comincia a giocare palla a terra di nuovo il Partinico Audace. Longo. Grande tocco di Scardina per Longo ancora. Verticalizza per D'Amico. Altro fuorigioco. E altra parata di Gallina. Prova a uscire palla al piede l'Iccarenze. Ma Pulizia riconquista. Panzeri va col destro. Palla fuori. Adesso Sprecone e Partinico Audace. Gallina. Calcio di punizione in favore del Partinico Audace. Maranzano. Duplice fischio, il direttore di gara mette fine a questo primo tempo al 49esimo giro d'orologio. Partinico Audace avanti di un gol grazie al centro di Longo. Il Carenze in 10 uomini. Noi ci prendiamo una piccola pausa e quindi a tra poco. La squadra mi è piaciuta, specialmente i primi 20-30 minuti. Che devo dire, io sono arrivato ieri sera e neanche i ragazzi ancora si conoscono, quindi ho detto ragazzi non vi preoccupate, avete fatto una bella partita, piano piano ci dobbiamo guardare tutti negli occhi e cercare di dare quell'input, quella carica giusta e cercare di tirarci fuori da questa situazione. Non era questa la partita dove dovevamo vincere, perché poi se si vince a volte sai come è calcio, però sapevamo che l'avversario è quello tosto, sapevamo che quelle sono una squadra bella quadrata, la squadra per ora più in forma del campionato, anche se i miei non mi hanno dispiaciuto. Abbiamo preso il primo gol, ci siamo rimessi di nuovo a giocare e purtroppo nel secondo tempo sono fatti 2 errori madornali della nostra linea difensiva. Peccato, perché anche sull'1-0 finiva 1-0, alla fine poi ci avevamo sui 180 minuti, ma 3-0 tutto meritato, quindi dobbiamo pensare a domenica, che anche domenica non è che sarà una gara di quelle dove cercheremo, tu mi conosci, faremo di tutto per portare qualche punticino, ma sappiamo che lì è quasi vietato prendere punti, quindi sono molto ottimista, la società mi sta vicino, dobbiamo prendere i giocatori, eravamo 11 contati, 11 con Matiu che si è fatta la puntura, non c'è niente di sa quale cosa. L'unica cosa che mi dispiace è che i ragazzi prendono 3 gol e magari mentalmente si deprimono sempre di più, questo è quello che mi dispiace, ma il resto già era quasi scritto, lo sapevamo, diciamo. Il mio credo.
Sì, la società mi ha detto che in settimana, la prossima settimana arriveranno 4-5 giocatori di categoria, perché non possiamo sbagliare, perché se si sbaglia si retrocede. Quindi sono molto ottimista in questo senso. Poi ci metterò del mio e piano piano faremo la nostra parte, anche perché nei giorni di ritorno, le prime 10 partite, incontreremo tutte squadre alla nostra portata. Non dico che sono più forti, ma neanche più deboli, diciamo, tra virgolette. Quindi possiamo fare punti se vogliamo. Poi se vengono bene, se non vengono pazienza, ci abbiamo provato. Ma avete visto tutti, me l'hai detto tu questa domanda e io rispondo, non do la colpa all'arbitro perché abbiamo perso, assolutamente no. Però diciamo che ogni fallo del Mazzara era un'ammonizione, ogni fallo del Castelbuono non era ammonizione. E vabbè, ci sta. Non mi ha dato un rigore che dovrò andare a vedere negli highlights. Il gol a Ricciulli l'ha visto solo lui, il fallo di mano l'ha visto solo lui. Poi c'è stata un'azione di fallo laterale vicino a me che e loro battono un fallo laterale, la palla neanche entra in campo e fischia il fallo assolutamente hanno vinto meritatamente, l'arbitro non c'entra niente, dico ma è l'atteggiamento. E siccome io non sono mai abituato a stare nei bassi fondi della classifica, lo sai, questi atteggiamenti ci sono, che la squadra quella che sta sempre sopra, qualche occhio di riguardo c'è, la squadra che magari e sai com'è, dico sul dubbio fischio per quelle, è una mia opinione, però resta tale. Sto rispondendo perché ma io di solito non parlo degli arbitri. Ma assolutamente sì, però ci dobbiamo presentare, non è che in campo, certo che diciamo che era quello il nostro obiettivo. Purtroppo ci dobbiamo andare a Castelbuono, non è che non ci presentiamo. Il nostro obiettivo è la salvezza. Da domenica questa con la Nissa, quello che viene ci prendiamo. Quando verrà l'Atletico già è una finale, da lì si iniziano le partite con l'Atletico. Purtroppo non si dovrà più perdere, quando non si dovrà più perdere. Questo è l'obiettivo della squadra. La società mi sta vicino, mi ha detto che prenderemo i giocatori, quindi va bene così. Sì, è troppo largo. Se finiva 1-0 o un pareggio ci poteva pure stare, perché i 2 gol, palla inattiva nostra, corner nostro, ripartenza, 2 difensori miei contro l'attaccante loro, lo fanno passare e vanno a rete, lì si fa fallo, quindi la palla, infatti ho pure gridato fate fallo, e lì è stato un errore nostro. Il terzo gol l'avete visto tutti, quindi ho detto che è meglio perché hanno 3-0 non si può commentare, però bisogna lavorare su questa ingenuità. Assolutamente sì, bisogna lavorarci tanto, bisogna prendere qualche difensore di esperienza da mettere vicino a Baiata, a Benivegni, a tutti i ragazzi. Bisogna lavorare accettando, se ho accettato vuol dire che ci credo, se no mi stavo a casa e magari facevo altro. Sapevamo che oggi sarebbe stata una partita difficile e particolare, perché anche se in questi 2 o 3 giorni si sentivano determinate situazioni legate al Mazzara, io l'avevo detto ai ragazzi, Mazzara è una società ambiziosa, è una piazza importante, quindi chi gioca da parte loro faranno una grande partita e metteranno il cuore. Noi non dobbiamo dimenticare che siamo una neopromossa, non dobbiamo dimenticare che veniamo dalla promozione, quindi per noi è un cammino che stiamo facendo abbastanza bene. In campionato stiamo facendo grandi cose, ora abbiamo fatto una grande semifinale di andata di Coppa, però non è ancora chiusionente perché il ritorno sarà un'altra battaglia sportiva e può succedere di tutto. Io cercherò di tenere alta la concentrazione, anche se 1-0-3 è un risultato molto importante, però saranno altri 95 minuti di battaglia sportiva, perché uno dei nostri obiettivi ormai è quello di andare in finale di Coppa, quindi siamo sulla strada giusta e cercheremo di raggiungere questo obiettivo. Sì, penso che se non ci sono problemi burocratici dovremmo giocare nel nostro nuovo stadio che ci daranno in questi giorni. Per questo io voglio ringraziare la società, i ragazzi. I complimenti vanno a loro perché è da 4 mesi che ci alleniamo in un campo lontano 20 km da Castelbuono, giochiamo sempre fuori casa e se abbiamo fatto dei buoni risultati soprattutto è merito della società che non ci fa mancare niente. Nel nostro piccolo stiamo cercando di rispettare i piani e i ragazzi che fanno tanti sacrifici. Voglio anche dire che secondo gli addetti ai lavori noi abbiamo l'ultimo e il penultimo budget di eccellenza. Questo significa che si sta facendo un gran lavoro, ce la giochiamo ogni domenica, veniamo da un percorso di crescita continuo. Il nostro obiettivo è la salvezza e come hai detto poco fa tu, se riusciamo a fare bene queste 2 partite e il ritorno della semifinale di Coppa che dovremmo fare in casa, poi ci giochiamo la finalissima il giorno 20 gennaio. E per noi è già un sogno, perché ripeto, questa squadra è una neopromossa, con il budget più basso dell'eccellenza e sia in campionato e sia in Coppa ci stiamo facendo rispettare.
Quindi continuiamo così, però non abbiamo fatto niente, il nostro obiettivo è salvarci, il nostro obiettivo è lavorare giorno dopo giorno, il nostro obiettivo è fare bene nella partita di ritorno della semifinale di Coppa. Giocheremo contro un'altra grandissima squadra, una squadra che è stata costruita per veleggiare nei piani alti della classifica. In questo periodo abbiamo giocato contro Mazzarese, Mazzara 46, Misil Meri, Nissa, oggi una semifinale di Coppa. Veniamo da un percorso molto pesante. Ho qualche acciaccato, vediamo di riuscirlo a recuperare per sabato, perché affrontiamo sabato una grande squadra. L'Atletic Palermo è una grande squadra, anche se anche loro hanno superato un periodo di alti e bassi, però sappiamo che è importante andare a fare il risultato lì, perché ripeto, noi dobbiamo guardare quella soglia della salvezza e poi vediamo quello che ci prendiamo. E anche sabato sarà una battaglia. Sì, noi lavoriamo insieme dal 31 luglio. Anche per questo voglio fare i complimenti al direttore sportivo Ivano Vetere, che con un budget piccolissimo ha costruito una bella squadra, una bella realtà. Abbiamo cercato di guardare prima l'aspetto umano, abbiamo cercato uomini prima di giocatori, e poi sul discorso dello spessore caratteriale abbiamo cercato le caratteristiche che secondo me possono fare bene con il mio modo di interpretare il calcio. I ragazzi lavorano, hanno una grandissima fame, molti di loro, come hai detto poco fa, sono al primo anno in Italia, alcuni vengono da stagioni altalenanti, quindi per loro è tutta una rivalsa. Noi lavoriamo con grande voglia e intensità, perché per loro sanno che se quest'anno fanno bene è una cosa che si porteranno più avanti. Quindi innanzitutto devono fare bene per loro e poi soprattutto bene per i compagni, perché costruire un grande gruppo è la base per poi mettere le capacità tecnico-tattiche. Come dicevi poco fa tu, sì, noi piace tenere palla, fare il nostro possesso. Poi ci sono partite in cui giustamente ci adattiamo anche all'avversario con le caratteristiche tecnico-tattiche dell'avversario, però la nostra identità è quella: se è possibile giochiamo palla, stiamo corti, andiamo alla regressione, e poi come vedete dentro il campo i ragazzi, anche se oggi non abbiamo fatto una grande partita, e per questo voglio fare i complimenti anche al Mazzara, perché ripeto, in poco tempo si è ripreso e almeno ha battagliato, ci ha reso la vita difficile, e questo va dato atto ai ragazzi del Mazzara. Però noi siamo venuti qua consapevoli che dovevamo fare bene, e questo percorso di crescita sta andando avanti.
Riparte adesso il secondo tempo tra il Carenze e Partinico Audace. Ricordiamo il risultato di 0-1 in favore della squadra di Abbenante. Decide un gol di Daniel Longo a inizio di primo tempo. Poi tante occasioni per la squadra di Abbenante, che non è riuscita a concretizzare la buona mole di gioco proposta. Però ricordiamo che lì Carenze è in inferiorità numerica, c'è stata un'espulsione al primo tempo e quindi sicuramente il Partinico Audace, oltre ad avere il favore dei pronostici, viste le due classifiche, e anche con un 9 in più, oltre che con un gol in più, quindi stiamo parlando di tante situazioni a favori che non possono fra l'altro è pensare a un successo, ma che va confermato sul campo, che è l'unico verdetto. Tanto riscaldamento pesante in panchina, sia Pirrotta che Butera si sono alzati. Gabriele Butera è arrivato da poco in nero-verde, è il suo quarto ritorno a Partinico e sicuramente darà una grossa mano al reparto offensivo di mister Abbenante, che comunque fatica a fare tanti gol. Pulizzi e Aggio sono due esterni offensivi arrivati da poco, però comunque c'è bisogno anche di loro e non solo dei gol dei difensori o dei centrocampisti, come è successo ultimamente. Intanto Maranzano, Pulizzi, viene dentro il campo, Pulizzi può accendere il destro, alla fine si allunga troppo la palla, deve andare da Scardina dall'altro lato, sul filo del fuorigioco, però sembrava regolare. Buona trama da una parte all'altra del campo, dialogando, inizio convincente degli ospiti, ma ricordiamo sempre che c'è da fare gol. Grande intercetto da parte di Cusumano, poi Longo allunga per D'Amico, si butta nello spazio Scardina, porta palla verso l'area avversaria, poi addirittura viene accusato di aver commesso fallo, però proprio in questa situazione non sembrava proprio così. Tanto occhio a questa giocata alle spalle della linea difensiva di Abbenante. Cusumano deve indietreggiare, manca anche Viscuso, alla fine la palla esce. Il Carenze che ancora non riesce a pungere. Scrozzo. Viscuso si lascia andare a un tentativo di tunnel. Forse è meglio evitare queste situazioni al limite d'aria. Scrozzo controlla. Forse se la allunga un po' troppo, mai fidarsi di questi terreni di gioco. Però Viscuso, bene con l'anticipo, riesce a allargare da Panzeri. C'è una prateria per Maranzano, che viene a prendersi questa palla. Maranzano, beffato ancora una volta dal campo, oltre che da Licata, poi Panzeri. Il Carenze che sale, intercetto di Longo che protegge bene la palla, poi strattonato, rimessa laterale in favore del Partinico Audace. Viscuso, Maranzano, controlla Panzeri, che dribbla pure il suo compagno. Panzeri si allunga la palla, può pensare al cross raddoppiato, guadagna però punizione. Bravissimo il 10 che porta a spasso gli avversari. Si intensifica il riscaldamento sia di Butera che di Pirrotta. Sarebbe un doppio cambio dal peso specifico importante per la categoria. Questo la dice lunga su quanto non possa essere vera questa classifica per il Partinico Audace. Dialogo tra Longo e Panzeri.
Va col destro, sua solita ricerca del primo palo, sembra quasi un abbonamento per il 10, quello di tentare questo tiro leggero sul primo palo. Rimessa in zona d'attacco per Liccarense. Esce il Partinico Audace. Lotta d'amico. Amato. Colpo di testa di Maranzano. Vuole provare addirittura un tiro. Tassone. Poi Serio. Viene a controllare questa palla. La tira addosso a Panzeri. E poi brutta scivolata ai danni di Scrozzo. È giallo per Serio. No, sembra volersi scusare con Scrozzo il 9, quindi gesto di fair play. Maranzano, Scrozzo, colui che ha subito il fallo. Lancio per D'Amico. Poi Longo prova ad andare, fermato. Fili con un po' di difficoltà, il campo non aiuta, ma lui avanza. E gioca per Longo. Ci è servito Scardina, va per andare al tiro! E Gallina salva questa conclusione sul primo palo. La trama del Partinico Audace funziona partendo da Fili fino a finire a Scardina, ma c'è bisogno di fare anche il secondo gol. E quindi corner che vediamo adesso. Pronto Longo, si propone anche Panzeri, alla fine tutto affidato al numero 8. Cercato Viscuso, poi D'Amico. C'è un contatto in aria, è rimasto a terra un giocatore del Liccarense, ma si rialza subito. Altra possibilità per il Partinico Audace. Rinvio dal fondo da parte di Gallina per Maranzano. Va a lottare con Serio. La rimessa è del Liccarense. Giocata adesso la palla. Delicata. Scrozzo, Maranzano, Fili, ancora Scrozzo, porta palla il capitano del Partinico Audace e addirittura mano in testa per lui. Il direttore di gara deve spiegare qualcosa a Tassone. Maranzano controlla, va lungo linea da Pulizzi, si propone il 3, Pulizzi, anzi è Panzeri. Anche qui la capigliatura ci ha tradito. Tento altro gran recupero del Partinico Audace, palla illuminante di D'Amico per Scardina, che si brecca una manata in volto, ma Scardina insiste. La palla è buona per Longo, una finta, poi va in mezzo, ma si trasforma in un tiro quello di Longo e chiede scusa. Poi Cusumano un po' insicuro, chi non è sicuro invece di sbagliare è Viscuso. È riuscito a metterla subito fuori questa palla. Palla giocata con le mani.
Si riparte rimessa al fondo. Ora sono arrivati solo pochi tentativi tra le parti di Catanzaro. Ha fatto pochissimo lì Carenze per meritare il pareggio, mentre il Partinico Audace meriterebbe sicuramente un parziale più ampio, onde evitare qualche beffa nel finale. Tanto fuori gioco anche stavolta, segnalato dal guardalinee. Palla rinviata lunga. Catanzaro. Mi scuso, Longo la lascia passare per farla arrivare ad Amico. Poi sull'anticipo scrozzo. Tanto è stato tirato qualcosa fuori dal terreno di gioco. Sinceramente non è un luogo facile qui, come agli Astrelli. Intanto punizione raccolta facile da Catanzaro, che l'aspettava lì la palla. Poi va a lungo, diretto da Scardina, solita grande aggancio del numero 11 che è tornato titolare dopo 2 panchine consecutive. Tanto subito intenso il Partinico Audace in fase di non possesso longo, la riconquista Panzeri, c'ha 2 soluzioni, Panzeri ci pensa un po', se la porta sul destro, palo di Panzeri che da fermo ha creato una traiettoria bellissima, ma la palla non è entrata. Sicuramente un grande giocatore quello preso dal Partinico Audace in questa sessione invernale. Non ha iniziato la stagione nel migliore dei modi, perché comunque tutto il Mazara ha fatto fatica in eccellenza quest'anno. Diversi cambi di guida tecnica e tanto altro non hanno sicuramente aiutato a valorizzare i grandi prospetti che avevano in rosa, e 2 di questi sicuramente erano Panzeri e Aggio. Maranzano rimessa laterale per lì Carenze, ma prima è il momento di Gabriele Butera, che farà il suo 4º debutto con la maglia del Partinico Audace. Esce Pulizzi, quindi Panzeri, non si capisce chi deve uscire. Esce Panzeri, ma no, sembra questa la scelta di mister Abenante, che libera un posto in attacco per Butera. 37 anni e non sentirli, quasi 200 gol in promozione per Butera, quindi è uscito Panzeri e spazio a Butera, che fa subito il lavoro da punta, lasciando poi spazio ad Amico. Sembra occupare una zona quasi di esterno offensivo Butera al posto di Pulizzi, che è retrocesso a centrocampo, e questo chiaramente aumenta la qualità offensiva del Partinico Audace, che ha come mezziali 2 che fanno gli esterni. Tanto chiude Viscuso, un elemento fondamentale nel pacchetto arretrato di questo nuovo Partinico Audace targato Abenante. Palla lunga sia per D'Amico che per Butera.
Fili, colpo di testa, gestisce il pallone lì Carenze, occhio a questa progressione di Adragna, c'è bisogno dell'uscita di Catanzaro, troppo tardiva, infatti Fili si butta a capofitto sul pallone. Calcio d'angolo, pronto a battere Amato. Cross, secondo palo. Partinico Audace deve chiudere questa partita perché può succedere realmente di tutto. Tanto Cusumano cercare Scardina, Gallina però raccoglie. Si alza un campanile dopo la rimessa del portiere, Fili allontana, Scardina, calcio di punizione in favore del Partinico Audace. Pronto Scrozzo. Tanto prosegue il riscaldamento di Pirrotta. Tanto Cusumano si è cacciato a terra, però nel frattempo si accende Pulizzi. Pulizzi col destro! Primo gol con la maglia del Partinico Audace. Ma c'è a terra Cusumano. 2-0 per i neroverdi. E la partita dovrebbe andare in ghiaccio adesso, al netto di tante situazioni. Una grande giocata individuale. Pulizzi ha saltato un uomo e poi ha fatto il gol del 2-0. Grande abbraccio con tutta la panchina, con tutto il gruppo. Nel frattempo la notizia preoccupante è che Cusumano non si alza. Tornato adesso dopo 2 partite fuori dal campo. E quindi si becca anche l'applauso. Pulizzi, chiaro che per un nuovo acquisto è fondamentale siglare un gol. Tanto esce D'Amico e quindi c'è spazio anche per Pirrotta in questo finale di partita. Ancora Pulizzi non aveva segnato quest'anno neanche col Real Suttano, mentre uno che di gol ne è abituati a fare è appena entrato e si chiama Angelo Pirrotta, anche lui uno dei bomber più prolifici del campionato, che adesso va a dialogare con Butera per chi deve fare il centravanti e chi invece fa l'esterno offensivo, ma sembra proprio che il centro dell'attacco se lo prende Butera e adesso questo attacco del Partinico Audace pesa tantissimo in termini di background. Niente da dire invece per la performance di D'Amico, che come al solito non tradisce mai in atteggiamento e grande aiuto in tutte le fasi del gioco, uno che si sacrifica sempre per il compagno, dà una mano in fase difensiva, colpi di testa importanti, continuano a dialogare più e Butera nel frattempo arriva un'altra bella fulminata. Tanto
cercato Butera, sponda per Pirrotta, lavora subito bene la coppia d'attacco, Pirrotta, calcia, Murato da Gallina e poi Scrozzo, una finta, ancora Scrozzo, poi Pulizzi, ma c'era un fallo in attacco? Respira Liccarense, aveva alzato la bandierina. Proseguiremo la partita così. Nel frattempo Liccarense ha fatto una sostituzione. Esce Adragna. Entrerà Cannatella. Anzi, esce Serio. Quindi sì, è entrato Cannatella. Tanto la pressione del Partinico audace. Poi Maranzano alza la gamba. Scrozzo. Entrata molto in ritardo del capitano del Partinico audace sull'avversario. Infatti il direttore di gara giustamente ha già il cartellino in mano. Richiesto l'intervento di tutti e due gli staff medici, perché c'è stato un brutto impatto. Aspettiamo di saperne di più sulle condizioni dei due giocatori a terra. Tanto si muove ancora qualcosa in panchina, si scalda Celestra, si scalda Anselmo, si scalda Longo. Quindi ammonito Scrozzo per il fallo commesso. Chiaramente c'è stata un'entrata di palese ritardo. Tanto palla buttata in mezzo, Catanzaro la raccoglie sul fondo la palla e quindi è pronto ad andare con questa rimessa che gioca corta a Fili. Maranzano, tanto stavolta non c'è stato il movimento sincrono tra Butera e Pirrotta. Tanto palla giocata veramente male da Licata, poi lotta scardina con Andragna. Butera lotta con due avversari, lascia però spazio a Longo, c'era Pirrotta ma in completo fuorigioco, chi non in fuorigioco invece Scardina, ma non ci può arrivare, quindi rimessa dal fondo. Gallina, tanto Catanzaro, Fili, Scrozzo, Maranzano, Pirrotta, quello indietro, occhio invece a Maranzano che parte con grande sprint, Maranzano incontenibile su quella fascia e poi cerchiato da due avversari e a palla lontana è arrivata una scalciata anche per Pulizzi.
Sempre gioco più sporco, lì Carenze. Appunto Butera chiede copertura Maranzano nel caso di questo calcio di punizione. Chiaramente è un elemento così di esperienza come il classe 86 fondamentale anche per Benante stesso avere una sorta di allenatore in campo. Pronto Loggo, non gli arriva a Butera, questa palla arriva invece a Viscuso che insiste in un ruolo che non è suo, sgambettato, ma la rimessa è per Liccarense. Scrozzo, Longo, ancora Scrozzo, Butera, un tocco per il capitano, gioca di prima il Partinico audace, prova a divertirsi a centrocampo, ma alla fine la densità di Carenze ha ragione. Poi Amato, sbaglia il tocco, Scrozzo, Pulizzi, Veronica, esce e va diretto da Longo che si gira, prova a servire Butera. Palla sbagliata. Tanto Viscuso chiama i suoi compagni a tenere la linea difensiva alta. Poi va a ringhiare sulle caviglie di Ruggero. Riparte il Partinico audace con Butera e sembrava averla tenuta in campo. Non è d'accordo la guardalinea che comunque era molto molto vicina. Viscuso. Poi Pulizzi. Alza questo pallone per Pirrotta. Bene il Venti che si gira aiutandosi col petto. Pirrotta insiste, Pirrotta ancora, va in mezzo, ma è ancora Gallina a negargli la gioia del gol. È già la seconda volta che succede proprio su quel palo. 73 su cronometro, Partinico audace ancora vicino al 3-0. Tanto la progressione di Tassone che alla fine si strattona con Maranzano. Calcio di punizione in favore del Partinico audace. Maranzano vorrebbe aiutare il 10 avversario, lui lo rifiuta. Pulizzi libero di controllare e portare palla, verticalizza a cercare Pirrotta, poi Pulizzi con grande coraggio con la testa ci è andato e allora l'insistenza di Scardina non è efficace, commette fallo. L'esterno offensivo nero-verde, anche se non sembrava proprio falloso l'intervento, tanto sembra pronto ad entrare. Cristian Longo, esterno offensivo classe 2005, è un po' il gioiellino di questo settore giovanile del Partinico audace così vasto, che presenta giocatori di grande talento nella juniores, sta entrando anche Anselmo, sta entrando anche Capitan Celestra, muove tanto mister Benante, con un triplo cambio dopo il pesante doppio ingresso di Pierrotta e Butera.
Esce anche Cusumano, esce Scardina, quindi c'è Lestra, si va a posizionare il ruolo di terzino, mentre Longo, vediamo se si cambierà di posizione con Pirrotta oppure il tridente rimane Pirrotta, Butera, Longo, mentre a centrocampo entra Anselmo a dare più equilibrio ed esce invece un driblomane come Pulizzi. C'è Lestra. Alla fine sembra proprio viscuso fare il terzino in questo finale di partita. Tanto Maranzano a cercare Pirrotta che di testa scambia con Butera, poi la palla allungata per Anselmo. Prove di intesa che già sembrano funzionare in casa Partinico Audace. Tanto aggressione di Scrozzo, deve rompere la linea, c'è Lestra. Commette fallo però. Il numero 13 del Partinico Audace. Pronto Amato. Longo controlla e può far ripartire il Partinico Audace. Prova a lottare anche Longo, ma il Carenze non riesce a gestire il pallone. Scrozzo una finta, fa fuori l'avversario, poi va a dialogare sulla destra con Dani e Longo. Adesso ci sono ben due Longo in campo. Si incarica della rimessa Viscuso. Non ci arriva Daniel Longo e allora il colpo di testa mancato da Amato. Prosegue il Carenze. Partinico Audace la riconquista con Longo che verticalizza per Pirrotta. Amato adesso serie di imprecisioni, mancate riconquiste palla, mancati consolidamenti. Adesso c'è questo lancio per Pirrotta. Gallina. Gioca il Partinico Audace. Brutta entrata in ritardo. Mettetevi dall'altro lato. Scrozzo. Maranzano. Fili. Torna indietro la Catanzaro. Si prende più di un rischio. Brutto rinvio del portiere del Partinico Audace. Altra rimessa lunga. Pallone difficile per Butera, che addirittura gli viene fischiato un fallo contro. Pronto. Solito Amato. Va a cercare questo pallone in mezzo. Lo lascia scorrere Catanzaro. Si rimane sul 2-0. Alla fine è Pirrotta che adesso è passato al centro dell'attacco con Butera. I due si scambiano continuamente. Proprio adesso è avvenuto un altro scambio. Maranzano. Anselmo prova a lottare, ma per il momento lì Carenze alla meglio. Insiste Sudano, palla in mezzo. Esce Catanzaro. Che vale il rinvio lungo per Longo, lo mette in difficoltà.
si infuria mister Abenante, non vuole certe giocate, è fondamentale la costruzione della manovra dal portiere, è battuta così diciamo che si fa fatica molto. Va a lottare Viscuso, deve proteggere la palla, poi c'è l'Estra, va a dare una mano, alla fine il Partinico Audace può uscire con Anselmo, Longo in verticale per Butera, giocata illuminante per Cristian Longo, ci insiste più di tutti il 18 anche a pressare Gallina, ma la palla alla fine torna dal Partinico Audace, sempre con Longo, gli dà una mano Scrozzo, Anselmo, c'è Pirotta sul secondo palo, rimessa laterale per il Partinico Audace. Rimessa giocata per Butera e con una sponda non riesce a lavorare con i compagni dentro l'area di rigore, almeno la sponda è stata tentata, possiamo dire così. Pronto Sudano, Butera, occhio a questo destro, dal nulla Gabriele Butera ha provato a far crollare il Comunale Aiastrelli, subito premiato dal pubblico per la coordinazione di un giocatore che in nero-verde ha scritto la storia. Nella stagione 2017-2018 ha trascinato in eccellenza questo Partinico Audace. Tento colpo di testa di Scrozzo, Butera va a lottare, anticipato, chiede scusa al direttore di gara. Butera stavolta era arrivato in ritardo, quindi ammonizione. Pronto Sudano che gioca subito questo pallone, il direttore di gara vuole però che si riparta. Palla rinviata, Longo di testa, c'è l'Estra è allineato con Fili. Nel frattempo Viscuso sta provando a mordere le caviglie dell'avversario. Rimessa laterale. Altra rimessa giocata, Viscuso lascia scorrere, si ripartirà dal portiere. Pronto Catanzaro. Tanto grande azione al Partinico Audace con Longo che va in mezzo, servito a rimorchio Pirrotta, traversa, periodo sfortunato per il 20, altro tentativo, miracolo, Butera, altro miracolo, sta succedendo di tutto all'Aiastrelli, ma il Partinico Audace è ancora lì, altro palla in mezzo, Longo, Pirrotta, palla fuori, c'è da disperarsi, ma da applaudire questo Partinico Audace che crea e diverte.
più di un tentativo per Pirrotta, uno di Butera, ma Gallina è stato provvidenziale. Tanto cambio per Liccarenza. Esce Cervello, entra Alessandro Tassone, l'altro Tassone in campo è Adriano. Quindi finisce la sostituzione Liccarenza. Tanto si becca anche qualche applauso Gallina, che ha fatto interventi provvidenziali per evitare alla sua squadra un passivo ancora più pesante. Ma adesso il Partinico Audace sembra tornato all'offensiva. Pirrotta atterrato, calcio di punizione, batte subito Scrozzo, giocata per Anselmo, sulla fascia Anselmo, prova un dribbling che non è il suo ruolo e si è visto. Occhio, Viscuso qui deve leggerla bene, se allunga, avanza, Liccarenza. Viscuso chiude. Pronto Amato. Lancio lungo per Butera. Lotta. Lotta Anselmo. Calcio di punizione in favore del Liccarense. Licata. Pronto al no. Battere a Tassone. Due uomini in barriera per Catanzaro. Scrozzo e Anselmo. Bisogna dare una mano anche a Pirrotta. La buttata adesso allontana proprio l'ex centravanti di Canicattì, Aspra e super giovane Castelbuono. Grande carriera quella di Pirrotta. Appunto il Carenza che la riconquista. Viscuso. Longo, porta palla, lascia sul posto l'avversario, si accende ancora Cristian Longo e guadagna anche rimessa laterale. Cassa 2005. Viscuso. Longo, ancora, prova ad andare, cerca Anselmo in mezzo. Longo premia la sovrapposizione di Viscuso, Butera! E trova il primo gol di quest'anno con la maglia del Partinico Audace. Gabriele Butera si sblocca grazie al cross di Viscuso e quindi risultato che passa sul 3-0. Il nuovo acquisto funziona, la campagna acquisti funziona. E quindi 3-0, firmato Butera che si presenta molto bene in questa
sua quarta esperienza firmata Partinico Audace. Quattro minuti di recupero assegnati dal direttore di gara prima della fine, ma il risultato è stato archiviato. 3-0, diciamo che con un uomo in meno c'è poco da fare per l'Iccarense. Va a lottare Pirrotta, che non vuole mollare una palla. Pirrotta, la palla è sua e quindi si invola verso i pali difesi molto bene da Gallina. Tanto regge l'urto il 20 che poi perde il pallone, poi lo riconquista, forse allarga troppo il braccio, però sembrava un duello da campo e nulla più. Amato, Fili, Scrozzo, Anselmo, Celestra. Pirrotta lascia quasi che il pallone cada, poi Longo, chiuso, può ripartire l'Iccarense, poi andare sugli anticipi Celestra, fallo dal limite, quindi calcio di punizione per l'Iccarense. A quanto pare verrà ammonito Filì, anche se comunque il direttore di gara è stato quasi circondato per questa scelta. Infatti il direttore di gara vuole che Filì si vada a prendere il giallo ed eccolo qua. La munizione rimediata dall'ex difensore del Castelbuono, difensore goleador per questa squadra. Io quest'anno ne ha fatti 3, l'ultimo proprio contro il Piana. Poi i restanti 2 sono contro Casteltermine e Giardinillese. Pesantissimo quello contro il Casteltermini, perché in quel momento la squadra era sotto, poi il pareggio di Fili e infine il 3-2 rocambolesco nel finale, che poi ha aperto le strade al nuovo corso Targata Benante, che oggi sta portando altri frutti. Questa punizione la batte Amato, piena barriera, sfera allontanata, Amato ricontrolla, Butera lo pressa, anche tanto, mette il piede sul pallone, Butera! Non sembrava neanche fallo, però il direttore di gara l'ha vista così e c'è da stare attenti a beffe nel finale, perché ricordiamo che Butera è ammonito, quindi il direttore di gara a volte potrebbe pensarsela in modo particolare. Tanto Viscuso chiede ai suoi compagni massima attenzione là dietro. Amato, Longo la spizza all'indietro e poi bada al sodo servendo Butera, ma arriva adesso il triplice fischio di una partita dominata da Partinico Audace. Risultato di 0-3, poteva finire molto di più per un Iccarense che ha dimostrato di essere molto inferiore, e quindi arriva al 12° KO consecutivo per la squadra di Carini. Io vi ringrazio per aver seguito questa sfida. Possiamo gioire perché il Partinico Audace è tornato a vincere dopo 2 sconfitte consecutive. Io vi ringrazio e vi invito a seguire le prossime partite sempre qui sui nostri canali Sportisili. Alla prossima!